Erano stati arrestati a settembre i 3 cittadini italiani pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona, presunti autori della brutale aggressione avvenuta il 2 maggio all'esterno del cantiere TAV di Fracanzana di Montebello Vicentino ai danni del direttore tecnico della ditta Salcef SpA di Roma, ditta che si occupa della progettazione e messa in opera di rete ferroviaria a alta velocità. 20 secondi di brutale pestaggio, tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, i colpi con una mazza da baseball dopo averlo atteso bloccandogli la strada a bordo di un SUV. Ieri a Milano e Paderno Dugnano i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, al termine di una lunga e articolata attività di indagine, hanno eseguito altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, arrestando quelli che gli inquirenti considerano il reale ideatore e mandante della spedizione punitiva, nonché colui che avrebbe fatto da tramite fra questi e gli esecutori materiali della spedizione punitiva. Misure che nascono dalla volontà degli investigatori di far luce sull'intera vicenda. Le cause del gesto sarebbero riconducibili verosimilmente a interessi finanziari e al potere di condurre appalti nel mondo imprenditoriale. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo hanno fatto emergere inoltre che il modus operandi, già collaudato nei pressi del cantiere dell'alta velocità a Montebello Vicentino, era pronto per essere messo in atto un'altra volta. Gli indagati avevano già pianificato un'altra spedizione punitiva, questa volta ai danni di un imprenditore di Le Lombardo con lo stesso movente. Solo gli arresti avvenuti il 20 settembre scorso ne hanno evitato la commissione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era stata pianificata 5 giorni dopo l'esecuzione delle ordinanze.